È stato il fantino Francesco Caria in sella a Bimbo dei Laghi ad aggiudicarsi l'edizione 2015 del Suppalu Saitria, la più antica corsa riservata ai cavalli della Sardegna, che si è svolta ieri sul tracciato di 1600 metri nell'altopiano di Lidana a Gavui. Il vincitore ha fatto suo il ricco premio di 15.000 euro. Al secondo posto si è piazzato Antonio Siri con Subidanoesu, cui sono andati 3.000 euro, mentre al terzo posto è finito Adriano Ruiu in sella allo Scienziato, che si è aggiudicato il premio di 1.500 euro. Al quarto posto invece si è classificato Pepe Piccinu in sella a Zac, cui sono andati 500 euro. La competizione, che attira fantini da tutta la Sardegna non solo, si è svolta davanti a una nutrita cornice di pubblico. Un palio che rappresenta uno dei momenti cruciali dei festeggiamenti civili in onore della Madonna de Saitria, il cui santuario sorge a pochi passi dalla pista. La finale è stata preceduta dalle batterie, corse su un tracciato di 1200 metri che hanno sfoltito la rosa dei pretendenti alla finale, poi la gara che ha portato al trionfo Francesco Caria. Suppalu Saitria conferma il suo fascino, la sua grande suggestione, che affonda le sue radici nella storia stessa di Gavoi, quando, prima che nascessero le competizioni ufficiali, i giovani del paese si sfidavano a cavallo in occasione della festa in onore della Madonna, per provare il proprio coraggio, la propria abilità e la capacità dei propri cavalli. Bimbo dei Laghi al secondo posto Subidanoesu, al terzo lo Scienziato e al quarto conclude il numero 7 Zac con Giuseppe Piccino. Questo è l'ordine quindi dei primi 4.